Ben ritrovati in diretta, pagina Born in FVG, il progetto che mette in rete i corregionali in tutto il mondo, anche grazie al sostegno della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi andiamo fino a Curaçao, una meravigliosa isola dei Caraibi, insieme alla triestina Franca Leuzzi. Ciao Franca, buongiorno. Ciao carissima, buongiorno a te. Avevo annunciato anche Stefano, ma so che ha Ci dovuto siamo andare a lavorare. dimezzati, mi dispiace, sicuramente avere anche lui sarebbe stato meglio, ma aveva da lavorare e quindi oppure l'ha fatto apposta come sempre, lui dice di sì e poi scarica a me le cose perché lui non è molto, è social sui social, ma preferisce evitare di farsi vedere. Allora Franca, io ho raccontato anche su Born la vostra storia, la riepilogo per chi non vi conosce. Tu e tuo marito Stefano appunto da 6 anni vivete a Curaçao, vi siete trasferiti da Trieste invece insieme ai vostri 2 meravigliosi bambini, all'epoca bambini, ormai ho All'epoca visto bambini. adolescenti bellissimi tra l'altro e quindi insomma io ho deciso anche di vedere com'è nella vostra zona la situazione di emergenza che stiamo vivendo e poi parleremo anche un po' della vita a Curaçao perché ci hanno scritto qualche curiosità, chiedervi insomma anche la quotidianità o lo stile di vita in quest'isola così lontana che ho visto ha dei colori, dei paesaggi incredibili. Allora Franca, la prima cosa che ti chiedo, allora, come è stata vissuta da voi l'emergenza e anche la situazione attuale? Allora, questa situazione del virus ha sicuramente preso tutto il mondo, quindi all'inizio eravamo abbastanza allibiti, un po' come tutti. L'isola è sempre piena di turisti, quindi in quel momento in particolare, a metà marzo, c'era moltissima gente dal nord Europa. Quindi c'erano moltissimi tedeschi, moltissimi belgi e come sempre chiaramente gli olandesi. Ora noi ex post sappiamo che in Europa il virus ha cominciato a circolare già, sembrerebbe da ottobre. Qui tutto è andato assolutamente bene. Fino a la prima metà di marzo, quando sono stati individuati, quando è stato individuato il primo caso di un turista anziano con problematiche anche pesanti, diciamo, che comunque era una persona che veniva e ritornava spesso a Curaçao. Quando è stata segnalata anche la positività della moglie e di una terza persona, sempre nell'ambito di turisti, quindi la moglie era arrivata con lui e un ulteriore turista sempre arrivato dall'Europa, hanno completamente bloccato l'isola, quindi immediatamente hanno attuato tutte quelle operazioni di lockdown che probabilmente in Europa ci hanno messo parecchio tempo per essere attivate. Qui lo hanno fatto immediatamente. Questo probabilmente ha sicuramente aiutato a bloccare quello che poteva essere un contagio, anche se tutti questi turisti che erano arrivati, che erano rimasti sull'isola, avrebbero potuto portare molto di più. Per qualche motivo a Curaçao non c'è stato questo sviluppo come è stato dalle altre parti. Sicuramente è un'isola non densamente popolata, la gente sta all'aperto, se anche una persona può essere positiva, a meno che non sia malata, proprio come queste persone qui che si sono rivolte ai medici perché erano anziane e hanno cominciato a tossire, a stare male, sta in spiaggia e quindi in spiaggia diciamo è difficile stare appiccicati. Per Franca, cui, si dice anche scusami, si dice anche che il sto virus chiacchierando comunque... troppo, devi No, no, bloccarmi. tranquilla. Si dice che comunque il virus a temperature elevate perda anche di forza, comunque insomma qua dicono che l'estate... Da voi le temperature in questo periodo, quando è scoppiata diciamo l'epidemia... Sempre 28-30 gradi, sempre più o meno andiamo da tra i 28 e i 30 durante l'estate italiana, che è anche l'estate qui, arriviamo a 35-36, ma è sempre molto ventilato, per cui si sta bene. Io in questo momento sto sudando perché mi sono messa in un angolo senza vento, quindi sono lucida di sudore, mi dispiace. Senti Franca, Comunque, tanto per finire il discorso, vai. perché stavo andando troppo veloce, in tutto ci sono stati
14, 15, 16, 17 casi a Curaçao e tutti di persone che sono venute da fuori, quindi non c'è stato un contagio interno, però sono stati molto bravi nel senso che molto organizzati e i supermercati, le farmacie che erano gli unici a poter essere aperti, e tutti a distanza, con controlli, con mani con i guantini, con le maschere, tutto, quindi no, molto ben organizzati. Senti Franca, tu e tuo marito lavorate comunque nell'ambito turistico. Quanto avete Anche, risentito sì. anche di questo comunque parziale lockdown che avete vissuto comunque anche voi? Completamente, non ci sono più turisti. Da metà marzo è stato chiuso l'aeroporto, non sono arrivate più navi e quindi per noi è totalmente un dramma da quel punto di vista. Fortunatamente abbiamo anche un'altra attività che è un negozio, anche lì chiaramente sui turisti non possiamo più contare, però è un negozio che appunto esporta, che vende abbigliamento italiano fondamentalmente, e quindi abbiamo una forte presenza di local che ci aiuta, cioè di local, cioè di gente che vive qui normalmente, stabilmente, e che sono nostri clienti e che quindi abbiamo potuto, ecco, servire lo stesso con un fantastico sconto del 50%, però vabbè, dovevamo pur recuperare in qualche maniera. Tra l'altro voi vivete tantissimo, se non sbaglio, proprio con le crociere, hai accennato anche prima, è una tappa di tanti itinerari, giusto Curaçao? Adesso lo sta diventando sempre di più perché essendo molto al sud non ha né, qua non vengono gli uragani, non ci sono i terremoti e quindi tutto il periodo in cui nel nord dei Caraibi ci sono le piogge, il tempo è incerto, le crociere anche partendo da Miami arrivano direttamente qua. E quindi sì, è un modo anche per le crociere di fare delle tappe diciamo senza avere il problema di maltempo, eccolo. Oltre a essere un'isola molto bella e poco conosciuta, quindi come sempre la gente vuole cose nuove, e quindi il fatto di offrire Curaçao, che è appunto sconosciuta, fa felici tutti, perché è un'isola molto bella che piace a tutti quelli che vengono a visitarla. Motivo per cui, insomma, all'inizio tu e Stefano avevate scelto di trasferirvi Sì, proprio di là. Facciamo un passo indietro per chi magari non ha sì, letto le storie anche su Bor. Voi avevate questi due bimbi piccoli, lavoravate tutti e due a Trieste, a un certo punto avete deciso, e mi ricordo che io e te ci siamo visti un giorno a Trieste e tu mi hai sì, detto è stata una decisione ben ponderata considerando sì. tutta una serie di fattori importanti nell'immediato, la scuola, ma anche nel futuro, mi ricordo la sanità e Sì. anche altri ragionamenti, giusto? Sì, hanno appena inaugurato qui un ospedale a 5 stelle, cioè un ospedale che ha dei livelli di eccellenza incredibili. È molto grande e sicuramente pensato non solo per i locali, ma anche per quell'enorme afflusso di turisti che sarà sempre in aumento, ecco, nel futuro. Quindi da questo punto di vista noi ci sentivamo abbastanza sicuri. Poi abbiamo anche provato con mano l'efficienza dei medici sull'isola, c'è il medico di famiglia cerca in ogni modo di rispondere a quasi tutte le esigenze, sono estremamente bravi, da fare una fasciatura a un piede a dare una terapia di vario genere veramente, e solamente quando loro si vedono non essere in grado si passa allo specialista, ma veramente c'è un medico di famiglia, un po' come i nostri vecchi medici di famiglia, eccolo, risolvono praticamente tutto. Anche la scuola, mi dicevi, funziona bene, tu l'hai provata con i tuoi ragazzi. Ci sono molte scuole, perché qui proprio è obbligatorio per tutti andare, per tutti i bimbi fino ai 16 anni andare a scuola, e vengono controllati, eccolo, quindi di fatto non c'è analfabetismo. Ci sono scuole locali che vengono però fatte in lingua papiamento e olandese, e quindi per noi era molto difficile inserire i ragazzi nella scuola locale. Ci sono parecchie scuole private in lingua olandese, ovviamente anche lì era abbastanza difficile non conoscendo noi l'olandese, e quindi abbiamo optato
anche per una rapidità di inserimento, in una scuola di programma americano parificata, cioè sia la scuola internazionale classica che la scuola a programma parificato americano, e noi abbiamo scelto per questo, vista la vicinanza con gli Stati Uniti. Senti, una persona ci ha scritto prima di chiederti com'è appunto il tipo di vita a Curaçao. Immagino anche se la vita sia cara, se una famiglia insomma come la vostra è riuscita anche in pochi anni a trovare una certa stabilità, a inserirsi bene anche nel tessuto sociale. Cosa possiamo rispondere a questa persona? Beh, qui c'è una multiculturalità estrema, quindi trovi veramente persone da tutto il mondo. Chiaramente i primi a trasferirsi qua sono gli olandesi, e l'isola è di proprietà olandese, quindi ovviamente per loro è un po' come dire da noi andiamo in Sardegna, ecco, un po' più lontano, ma è così. E quindi sono i primi, però c'è una grossa comunità canadese, una grossa comunità che si sta costruendo americana, ovviamente una grossissima comunità venezuelana, colombiana, ci sono molti brasiliani, belgi, svizzeri, quindi diciamo un po' da tutto il mondo. Beh sì, per non parlare di una comunità cinese di primo e di secondo trasferimento, perché ci sono state varie ondate. E poi altri, beh, c'è di tutto, ci sono indiani, pakistani, libanesi, greci, cioè, è molto bello, quindi dipende un po' da te volerti inserire. Noi ci siamo inseriti, i nostri amici sono, devo dire, vengono da tutte le parti del mondo, molti sono anche locali, ovviamente, che sono persone squisite, di grande cultura. La vita è molto più quieta, la vita è molto meno stressante sicuramente. Dall'altra parte bisogna anche dire che bisogna diventare molto pazienti, perché appunto qui il tempo è considerato in un'altra maniera, quindi loro ti dicono ok, ci vediamo domani, e tu dici vabbè, ok, domani ti aspetto, non li vedi più, perché è un loro modo di dire. Quindi è bello anche sicuramente imparare un altro modo di vivere il tempo. L'urgenza non esiste più. Cioè mi si rompe la lavatrice, posso stare anche 2 settimane senza che ci sia il tecnico, perché magari in quel momento è in ferie, perché non può. E vabbè, mi organizzo, cioè non è che non devi arrabbiarti, è tutto così. E vedi che puoi in realtà vivere anche più serenamente, con 1000 problemi, c'è la perdita, cioè vabbè, ok, risolveremo domani, sempre domani. Ed è tutto sommato carino. Certo, dalla parte di chi lavora, alle volte io mi prendo le mie arrabbiature, ma sempre con un modo più rilassato, un'arrabbiatura rilassata. Eccolo. Poi da un punto di vista di attività, di cosa fare, sicuramente è molto difficile trovare un lavoro da dipendente, perché hai una grande competizione con quelli che sono gli olandesi, che hanno la lingua dalla loro parte e possono stare molto di più, per loro è molto più facile essere residenti qui. Allora, diciamo cosa succede? Succede che una persona che non è olandese fondamentalmente è quasi obbligata ad aprire un'attività. Il che significa investire del denaro, che non può non essere tanto, ma comunque è un rischio, nel senso che è molto più facile andare ad essere assunti da qualche parte, hai una sicurezza, e come invece abbiamo fatto noi, abbiamo aperto 2 società, una turistica, una che gestiva il negozio, della serie da qualche parte sopravvivere, e così è stato, perché la parte turistica ad esempio adesso è ferma, stiamo sopravvivendo con il negozio, per fortuna che c'è, e la parte turistica e dalla parte diciamo commerciale ci riesce a dare un sostegno tale da mantenere tutta la famiglia. Quindi noi viviamo di questo, e sono passati 6 anni, quindi ce l'abbiamo fatta. Ti faccio ancora una domanda per concludere. Io so che tu, Stefano, anche insieme, anche con i ragazzi, comunque tornate in regione, tornate in Italia, perché uno pensa a Curaçao dall'altra parte del mondo, chissà come saranno i collegamenti. Invece, a parte questo momento di ovviamente totale blocco in tutto il mondo, avete anche questa opportunità, cioè i collegamenti fin da giù comunque non sono difficili, mi raccontavi tempo fa.
Sì, per fortuna c'è la KLM e la TUI che volano quotidianamente con più voli al giorno fino ad Amsterdam. Quindi da qui ad Amsterdam ci sono 9 ore che passano senza problemi, poi per me soprattutto che amo guardare i film che non guardo mai perché sennò mi addormento, e quindi in aereo me ne faccio 4 e sono arrabbiata quando arriviamo e non c'è abbastanza tempo per finire il quarto, ecco. Quindi 9 ore, e dopo ci sono un sacco di low cost da Amsterdam all'Italia. Io ovviamente vengo su Venezia, uso generalmente lo stesso KLM che vola a Venezia, e quindi in un'altra ora e mezza io sono a Venezia, quindi più o meno in tutto compreso quindi il fermo ad Amsterdam per cambio aeromobile, ci mettiamo 13 ore e mezza, al massimo 14, che ti passano via molto velocemente e piacevolmente. Quindi no, è molto più semplice di quello che anch'io pensavo. È più mentale, è più una distanza mentale. E poi sicuramente adesso sarà venuto voglia a chi ci ascolta anche di andare a curiosare un po' su Curaçao, perché anch'io quando ci siamo sentite le prime volte non la conoscevo, sono andata a guardare foto, video, anche attraverso quello che pubblicavate voi, ed è davvero un piccolo angolo di paradiso, quindi insomma. Noi abbiamo questa pagina su Facebook anche, che si chiama Sabbie Bianche, oppure la pagina web dove proprio facciamo delle proposte di hotel, di quello che secondo noi è il meglio qui testato, ed è sabbiebianche.com, per cui ecco, le informazioni lì ce ne sono tantissime, e poi ci siamo anche noi che diamo informazioni più precise se uno appunto decide di venire. Perfetto, grazie mille Franca per questa chiacchierata. Saluta anche Stefano che non è potuto stare con noi, un bacione. Stefano lo devi obbligare, la prossima volta deve farla solo lui. Lo obbligheremo allora. Un saluto. Grazie mille Nicole, grazie, ciao. Ciao. Ciao.